L'acqua non ha risparmiato il Levante ligure. Forti temporali con grandi quantità di pioggia per un periodo limitato nel tempo hanno provocato diversi disagi e piccoli danni già prima dell'entrata in vigore dell'allerta gialla che ARPAL ha emanato per la fascia oraria che va dalle 18 di sabato fino alle 15 di domenica. La perturbazione ha interessato per i primi il ponente Genova con precipitazioni sostanziose già dalla tarda mattinata. Sul capoluogo in poco tempo sono caduti dai 75 ai 90 mm di pioggia. In Valpolcevera si è allagata via Teglia con la strada che è diventata simile a un corso d'acqua rendendo complicata la circolazione dei mezzi. Sempre a Genova un muraglione è franato a Sant'Eusebio, allagamenti anche a Molassana e Staglieno. Allagamenti poi anche in autostrada tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio. Ed è stata la pioggia probabilmente una delle cause dell'incidente che si è verificato in A12 tra Genova Est e Nervi. Nel Tigullio un forte acquazzone poco prima delle 17 ed è durato circa una decina di minuti. Nessun danno secondo quanto riportano i vigili del fuoco di Chiavari Rapallo, ma al largo del golfo è stata vista una tromba d'aria. Tanti fulmini per un temporale di novembre, nota Paolo Bonino di Limet, sono una delle conseguenze dell'estate molto calda. Questo avviene perché c'è molta energia termica ancora da smaltire dopo un'estate interminabile che ovviamente ha bruciato i tempi, si è fatta sentire anche fino a settembre, forse anche qualche giorno in ottobre. Tutto questo calore è stato immagazzinato nel mare e quando le condizioni lo permettono, questo calore che appunto, lo ricordiamo, il calore è energia termica, viene convertito in energia meccanica, quindi vento, pioggia, grandine, energia elettrica, quindi i fulmini.